Buonasera ai titoli. Ponte sullo Stretto nell'inchiesta della Procura di Roma con Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, ci sarebbero altri 2 giudici avvicinati incaricati di occuparsi del dossier. Ad Agrigento, nel cimitero senza sepoltura 113 bare, il sindaco emana un'ordinanza per requisire i posti nelle cappelle private. E il catanese, i sindaci del comprensorio di Giarre fino a Sant'Alfio uniti contro le bollette pazze dell'acqua inviate dalla società Servizi Idrici Etnei. Gli utenti protestano, pronta una diffida. A Palermo gli agricoltori siciliani protestano contro la speculazione sul grano, Coldiretti chiede interventi contro la concorrenza sleale. Il siciliano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 della NASA prevista nel 2027, un traguardo storico per il primo astronauta europeo selezionato per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Festeggiamenti per San Niccolò Politi, patrono di Adrano nel Catanese. Nel centenario della traslazione si rinnova l'appuntamento tra tradizione e spettacoli. Calcio, in casa Catania si lavora per chiudere l'ingaggio di Fabio Caserta in panchina, vicino l'annuncio ufficiale. Eccoci, buonasera. Dunque, inchiesta sul ponte sullo Stretto con Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Ci sarebbero altri 2 magistrati avvicinati che si dovevano occupare appunto del dossier. Francesco Triolo. Non solo Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio avrebbero tentato di corrompere altri 2 giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto e sull'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera durante la delicata fase dei controlli di legittimità sulla delibera del CIPES, il comitato interministeriale che ha dato il via libera al ponte con prescrizioni e raccomandazioni. Saccomanno e Virgilio avrebbero avvicinato, senza però ottenere risultati, altri 2 magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier. I giudici però non hanno dato seguito alle sollecitazioni arrivate dai 2 indagati. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti sono al lavoro sul materiale sequestrato dai carabinieri del ROS. Gli investigatori dovranno analizzare i cellulari e i PC acquisiti agli indagati. Dalle carte del procedimento emerge il rapporto di vicinanza tra Miele e Virgilio. Il magistrato si rivolge a lui anche per individuare architetti di sua fiducia al fine di verificare la possibilità di preventivi di importo meno elevato per lavori di progettazione e ristrutturazione delle abitazioni dei figli. Ad Agrigento sono 113 le bare che tendono ancora una sepoltura definitiva. Per fronteggiare l'emergenza, il sindaco uscente Franco Micciche ha emanato la requisizione di 41 posti in cappelle private per tutto il 2026. Davide Sardo. L'emergenza cimiteriale continua a gravare su Agrigento e tra gli ultimi atti amministrativi del sindaco uscente Franco Micciche c'è un nuovo provvedimento straordinario per fronteggiare la cronica carenza di loculi. Con un'ordinanza immediatamente esecutiva, il Comune ha disposto anche per tutto il 2026 la requisizione di 41 posti all'interno di cappelle private del cimitero di Pianogatta. Una misura urgente resa necessaria dall'assenza di spazi disponibili non solo a Pianogatta, ma anche nei cimiteri di Bonamorone, Giardina Gallotti e Montaperto. La situazione resta critica. Attualmente oltre 20 salme sono in deposito in attesa di sepoltura, mentre 93 si trovano in tumulazione temporanea. Di queste 30 occupano già spazi requisiti con precedenti ordinanze. Secondo il Comune, il protrarsi dell'emergenza potrebbe determinare ulteriori criticità sotto il profilo igienico-sanitario. I 41 posti saranno ricavati in 8 strutture private con un'indennità prevista per i concessionari. L'ordinanza, firmata dal sindaco Franco Micciche e dal dirigente Alberto Avenia, lascia alla nuova amministrazione il compito di trovare una soluzione definitiva a un problema che da anni viene affrontato con misure d'emergenza. I sindaci del comprensorio tra Giarre fino a Sant'Alfio, siamo nel Catanese, sono uniti contro le bollette pazze dell'acqua che sono state inviate dalla società Servizi Idrici Etnei. Gli utenti protestano ed è pronta una diffida. Sentiamo Simona Mazzone.
Bollette anomale, consumi spesso presunti piuttosto che reali, guasti alla rete, uffici fantasma con numeri di telefono senza interlocutori, scarsa comunicazione. I sindaci dei comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio fanno fronte comune contro le numerose pecche legate alla gestione del servizio idrico integrato da parte della SIE, acronimo di Servizi Idrici Etnei. Nel corso di un acceso vertice a Giarre, affrontata la gestione della fatturazione e il delicato passaggio delle competenze del consorzio di depurazione alla SIE, appunto. Durante il tavolo politico i sindaci hanno discusso sulle modalità con cui l'ente gestore sta procedendo all'emissione delle bollette idriche nei rispettivi territori comunali. Su questo punto segnalate numerose anomalie, rincari ingiustificati e una generale mancanza di trasparenza nelle tariffe applicate che grava pesantemente sulle tasche delle famiglie e degli utenti. Per quanto riguarda il trasferimento delle competenze alla SIE è emerso un notevole e ingiustificato ritardo. I sindaci hanno inoltre denunciato una situazione paradossale. Nelle bollette già recapitate ai cittadini è presente la quota addebitata per il servizio di depurazione, nonostante la gestione non sia stata ancora pienamente e correttamente assorbita dall'ente, rimanendo di fatto in carico in modo diretto e ingiustificato per le casse degli enti comunali. Adesso è il momento delle risposte, ma soprattutto dei fatti, mentre ai cittadini continuano ad arrivare bollette poco chiare, tanto che i primi cittadini, al termine dell'incontro, hanno redatto e firmato una formale diffida nei confronti della SIE, inviata anche alla prefettura di Catania e al presidente dell'ATI. A Palermo Coldiretti in piazza contro i trafficanti che affossano grano e olio siciliano. La protesta davanti alla prefettura e dicono non recuperiamo neanche più le spese. Gli agricoltori, appunto, questa è la protesta degli agricoltori, ma sentiamo Marco Gullà. Non è pensabile che ancora una volta ci sia chi specula sul nostro lavoro. Ancora una volta gli agricoltori scendono in piazza, questa volta per dire basta alla speculazione sul grano siciliano. 19 centesimi al chilo sono un'elemosina, dicono, che gli agricoltori non possono più sostenere. Anche alla luce del costo della pasta, 2 euro minimo, mentre il pane si aggira sui 3 euro. Oggi la protesta davanti alla prefettura di Palermo. In questo momento abbiamo speculazioni sul grano. Compriamo pane a 3 euro al chilo, compriamo pasta a 2 euro al chilo e sotto Trebbia c'è chi vuole fare dei contratti a 19 centesimi. Molto di meno dei costi di produzione. Siamo tutti in dissenso perché un litro di nafta costa 1,40 euro, ci vogliono 7 kg di grano per comprare un litro di nafta. La Coldiretti aggiunge che i trafficanti speculatori vanno fermati anche applicando la legge contro le pratiche sleali, rendendo effettivo il divieto di vendita sotto il costo di produzione. Dobbiamo cercare di garantire ai nostri produttori di avere tracciabilità, ma soprattutto di avere rispettate quelle norme che noi rispettiamo. Non possiamo avere dell'olio etichettato extravergine che non è extravergine o dell'olio europeo o extraeuropeo che entra in Italia e diventa 100% italiano. E molti imprenditori agricoli stanno vendendo i loro terreni. Minimo il grano dovrebbe andare dai 35 ai 40 centesimi all'ingrosso. E invece adesso quanto è? 19 centesimi, nemmeno il costo di produzione. 86 indagati in Sicilia per reati nel settore del sanitario. Lo denuncia il rapporto di Libera, che ha analizzato le inchieste aperte solo da gennaio e giugno di quest'anno. Gli attivisti oggi hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale a Palermo. Sentiamo Maglio Viola. La corruzione in sanità non è un fatto soltanto etico o politico, ma comporta inefficienze che poi si trova a pagare il cittadino in termini di servizi che non vengono resi. Lo sostengono gli attivisti di Libera, che questa mattina hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute di piazza Ottavio Zino a Palermo e presentato il loro studio sul sistema corruttivo che avvolge la sanità siciliana. 86 indagati solo a partire da gennaio di quest'anno nell'isola, dicono i dati snocciolati da Eliana Messineo della segreteria di Libera Palermo. Dal 1 gennaio al 1 giugno di quest'anno del 2026 sono state censite dalla nostra associazione molte inchieste in Sicilia. Ci sono circa 86 indagati per corruzione in ambito sanitario e si tratta ovviamente di reati tra i più disparati, molte tangenti, turbativa di gare d'appalto, insomma tutte delle condizioni che per noi hanno chiaramente dei costi economici e sociali. Le conseguenze si vedono ogni giorno e le vie
vive chi ha bisogno di rivolgersi agli ospedali e al Servizio Sanitario Nazionale per curarsi, secondo Carmelo Pollichino del Coordinamento Libera Palermo. La mancanza di servizi sanitari è dovuta tanto al fenomeno della corruzione. Non è più possibile che la sanità sia un fortino per pochi e che porta all'arricchimento soltanto di alcuni gruppi di persone. Ma Libera non si fermerà alla sanità e annuncia l'accensione dei riflettori anche sul ponte sullo Stretto di Messina, all'indomani dell'apertura di un'inchiesta a Roma che ipotizza corruzione e pressioni indebite sulle autorizzazioni. Dalla Sicilia allo spazio c'è anche un siciliano nella nuova grande avventura che riporterà l'uomo sulla Luna. La NASA ha annunciato l'equipaggio della missione Artemis 3 e tra i protagonisti c'è l'astronauta di Paternò, Luca Parmitano, scelto come pilota della missione. Desiree Ferlito. Dalle pendici dell'Etna fino allo spazio, la Sicilia torna a guardare la Luna con gli occhi di uno dei suoi figli più illustri. Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò, è stato scelto dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'uomo sulla superficie lunare. Un incarico prestigioso che premia anni di esperienza, addestramento e missioni nello spazio. Parmitano è stato il primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale e oggi scrive un'altra pagina di storia diventando il primo astronauta europeo selezionato per una missione che nel 2027 servirà a testare tecnologie e manovre fondamentali per il ritorno stabile dell'uomo verso la Luna. Parmitano sarà uno dei 4 astronauti a bordo della capsula Orion, nel ruolo di pilota. Mentre il mondo si prepara alla prossima frontiera lunare, la Sicilia guarda con orgoglio il nuovo traguardo di Luca Parmitano, esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni, come ha detto il presidente della regione Schifani. A Catania e Siracusa rubavano i cavi in rama e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, provocando danni e disagi agli automobilisti. 2 uomini sono finiti agli arresti domiciliari al termine di un'indagine della squadra mobile di Catania coordinata dalla Procura. Sentiamo Desiree Ferlito. Colpivano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche per impossessarsi dei preziosi cavi in rame. È l'accusa contestata a 2 uomini, un 54enne e un 34enne, finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, i 2 avrebbero agito tra febbraio e marzo scorsi, spostandosi a bordo di un'autovettura e prendendo di mira diversi punti di ricarica nelle province di Catania e Siracusa. 10 gli episodi contestati. Obiettivo dei furti: costosi cavi in rame, utilizzati per alimentare le colonnine elettriche. Un bottino che avrebbe provocato non solo ingenti danni economici, ma anche pesanti disagi agli automobilisti, impossibilitati a ricaricare i propri veicoli. Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. Attraverso l'analisi dei filmati, gli agenti della squadra antirapina sono riusciti a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dei 2 indagati, portando la procura a richiedere una misura cautelare. Per entrambi non si tratterebbe del primo episodio. I 2 erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un altro furto di cavi in rame all'interno di una cabina elettrica. Un'autocisterna che trasportava gasolio si è scontrata con un furgone di un cantiere mobile sulla Palermo-Catania in zona Buonfornello. Ferito l'autista del mezzo pesante che è stato trasportato con l'ambulanza del 118 nell'ospedale di Termini Imerese. Gli operai non si trovavano nel mezzo ma stavano lavorando per la pulizia con il taglia erba. Goliardia è anche fuori controllo a Catania per la festa dei maturandi degenera e l'anno scolastico finisce nel peggiore dei modi nei pressi del Cutelli. La preside dice non è solo colpa dei nostri studenti, la polizia municipale aggiunge evento dei peggiori che potevano capitare. Tonino De Mana. Il giorno dopo restano la vernice a terra e sulle auto, bottiglie di vario colore nella piazza e tracce di uova ovunque. La festa di fine anno scolastico a largo Rosolino Pilo a Catania trasformata da un evento goliardico ad un grave atto di vandalismo, con tanto di assalto alle forze dell'ordine che sin dal mattino presidiavano la zona. Auto di servizio e agenti della polizia municipale presi di mira, oggetto di un fitto lancio di farina, uova e vernice. In poche ore è arrivata la ferma condanna dell'amministrazione comunale e il nome del Cutelli è finito sui media e sulla bocca di
di tutti, circostanza però che il dirigente scolastico Elisa Collella intende precisare. Certamente c'erano dei ragazzi cutelliani nel gruppo, certamente c'erano dei ragazzi ex cutelliani nel gruppo, ma c'erano dei ragazzi che provenivano da altre scuole, così come negli ultimi 50 anni il luogo di ritrovo della piazza Largo Rosolino Pilo è un luogo che ha sempre attratto gli studenti di tutte le comunità scolastiche. Poi forse la situazione è scappata di mano perché poi spray, farina e uova sono finiti direttamente contro le forze dell'ordine. Certamente, ma questo non significa che siano stati ragazzi del Cutelli. Gesti inqualificabili per i vertici della municipale. L'evento è stato dei peggiori che potevano capitare, anche perché noi siamo stati chiamati, siamo stati proprio chiamati dal preside dell'istituto per prevenire questi fatti e invece si sono puntualmente verificati. Una cosa molto molto brutta. La visione dei filmati porterà presto a conseguenze giudiziarie per i protagonisti della movimentata festa. Un maggiorenne può rischiare una denuncia per violenza a pubblico ufficiale, per oltraggio a pubblico ufficiale o anche per danneggiamento dei mezzi. Atti di esagerata goliardia sono stati segnalati anche in altri licei catanesi. Una breve pausa, andremo ad Adrano, nel Catanese, dove si preparano i festeggiamenti in onore di San Nicolò. Ad Adrano, nel Catanese, si lavora ai festeggiamenti per San Nicolò Politi, il patrono della città, quest'anno nel centenario della traslazione, un modo per vivere la città tra tradizione e spettacoli. Sentiamo Orazio Longo. Il filo conduttore è la devozione verso San Nicolò Politi, patrono della città di Adrano, nella ricorrenza del centenario della traslazione. Una devozione che culminerà il 3 agosto, ancora una volta con la spettacolare volata dell'Angelo in piazza Umberto. A contorno una serie di grandi eventi. Tradizione e nomi di rilievo nazionale, con il crew rappresentato da Salda Vinci. Il 29 dal 15 giugno il centro storico torna a vestire i panni di un teatro diffuso, passando per l'esibizione del giovane ballerino Nunzio Stancampiano, Adranita, già protagonista di fortunate trasmissioni televisive, al sassofonista Alfio Russo, reduce dalla vittoria del programma Dalla strada al palco. Per il sindaco Mancuso si tratta di puntare all'intrattenimento a 360 gradi, partendo innanzitutto dalla memoria. Quest'anno sono 100 anni dalla traslazione, con la pace che insieme ad Accade Diffusi abbiamo fatto, abbracciandoci con lo stesso nome, San Nicolò Politi. Noi partiamo dalla nostra comunità e ritengo che la nostra comunità sta facendo veramente molto bene grazie all'associazione sportive, a quelle culturali e agli spettacoli. Nel cartellone anche la festa dello sport. Celebrata a Palermo la festa della Marina Militare per ricordare un'azione storica della Prima Guerra Mondiale, ma anche l'attività giornaliera affrontate appunto in mare. Presente tra gli altri anche il ministro della Difesa Crosetto, Simona Mazzone. Presidio fondamentale di sicurezza, pace e tutela degli interessi nazionali. Il 10 giugno la Marina Militare celebra la sua giornata in ricordo dell'eroica impresa di Premuda del 1918, una delle più audaci azioni navali della Prima Guerra Mondiale. In quella occasione i motoscafi attaccarono e affondarono la corazzata austro-ungarica, contribuendo in modo decisivo a sventare un attacco nemico. A Palermo, alla presenza del ministro Crosetto, si è voluto ricordare quel momento storico e tutte le imprese portate avanti ogni giorno. La nostra difesa, la nostra sicurezza si basa sul lavoro delle forze armate per quanto riguarda la sicurezza nelle nostre città, nei nostri territori, sulle forze di polizia, che voglio associare nelle parole di rispetto che ho per la Marina oggi e per le forze armate in generale. Questo richiede lavoro, richiede impegno, richiede sacrificio. Conferita la bandiera di combattimento, ma celebrata anche una grande festa con stand, simulatori, aree illustrative, eventi culturali e momenti di approfondimento. A Palermo, così come nelle altre sedi della Marina Militare, alcune unità navali e installazioni sono state aperte alle visite del pubblico. Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia la festa nazionale della Marina Militare Italiana, ha detto il presidente della regione Schifani. A loro va la gratitudine dei siciliani per l'impegno silenzioso e costante con cui onorano la propria missione al servizio dell'Italia. Una breve pausa e poi la pagina del calcio. In casa Catania si sta lavorando per chiudere l'ingaggio dell'allenatore Fabio Caserta.
di calcio, trattativa in corso tra il Catania e Fabio Caserta, ma non ancora definita. Il tecnico sta valutando anche perché avrebbe sul tavolo la proposta di rinnovo dell'Empoli. Sentiamo Francesco Triolo. Le linee base sono state delineate, ma il futuro del Catania è ancora tutto da scrivere. Il silenzio che aleggia all'esterno del gruppo in plancia di comando lascia intendere la volontà di mantenere il massimo riservo, anche se i sondaggi, gli incontri e le valutazioni interne non si sono mai interrotte. Fabio Caserta è il preferito per la panchina rossaazzurra, il suo nome da tempo in cima alla lista. Lo era anche a stagione in corso, quando poi però andò ad Empoli e il Catania ha virato su Viali. Come è andata? Lo sappiamo tutti. L'Empoli avrebbe messo sul tavolo il rinnovo per il tecnico che ha portato alla salvezza i toscani, ma il biennale offerto dal Catania è di quelli importanti, oltre agli aspetti legati all'attaccamento alla piazza. Però la possibilità di allenare ancora in B per Caserta non è roba da poco, tanto che il tecnico ha rallentato i tempi senza sciogliere le riserve e la situazione oggi sembra in fase di stallo. L'Empoli, come il Catania, ha parlato anche con De Giorgio, i rossazzurri hanno incontrato anche Biancolino e Grella lunedì ha avuto un lungo colloquio con Francesco Passiatore, ma per l'ex attaccante è da capire quale possa essere il ruolo nel Catania. I rossazzurri potrebbero liberarsi di un altro contratto, quello di Ivan Moschella, ex collaboratore di Toscano, che potrebbe diventare l'allenatore del Crotone. La prossima settimana potrebbero esserci novità, attendendo anche il famoso consiglio d'amministrazione ufficiosamente previsto, ufficialmente ancora non tenutosi. Sarà lì che verranno messe nero su bianco le decisioni e avviata la fase operativa della programmazione. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.